Presidente. Per le famiglie che vivono nel tratto terminale di Via Altinia, Praello di Dese, ogni giorno potrebbe essere quello in cui sapranno se le loro case resteranno in piedi o verranno abbattute per far posto ai binari del treno. Il governo esca dal silenzio e prende in mano la situazione per garantire il completamento del Mose, l'appello del deputato PD Nicola Pellicani dopo il nuovo scandalo legato alle cerniere. La denuncia di Judith, una giovane di colore residente a Spinea: mi sono presentata per fare la cameriera, racconta, ma il titolare di un ristorante non mi ha voluta per il colore della mia pelle. Turista tedesco ferma la sua bosseggiatrice in Calle delle Frezzerie a Venezia e la fa arrestare. La giovane l'aveva già derubato del portafoglio. Il leoncino di Piazzetta San Marco è tornato come nuovo in tempi record. L'assessore comunale del turismo commenta: non è stato solo uno sfregio alla città, ma al mondo intero. Il divieto dei monopattini a Venezia fa arrabbiare anche l'esperto in tradizioni Sandro Brandolisio, che si appella al comune: non togliamo anche questo ai bambini. Basket, la stagione ricomincia al Palasport Tagliercio, dove gli Oro Granata sfideranno Torino. Coach del Raffaele: siamo pronti ma affrontiamo una squadra molto determinata. Questi i titoli dell'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque ci occupiamo della vicenda di 15 famiglie di Dese che vivono tra angoscia e timori perché la loro vita rischia di essere sconvolta dagli imminenti lavori per portare all'aeroporto i binari del treno. Adesso vi mostro un progetto previsto già dal 2005 che sarà probabilmente simile a quello che è in fase di progettazione. Questo è il sedime ferroviario che adesso esiste, che è la Venezia-Trieste. Sarà costruito un nuovo ramo che viene da Mestre e va verso l'aeroporto e un secondo ramo che da Treviso va ancora verso l'aeroporto. Questo crea un'area completamente chiusa dove ci sono una quindicina di famiglie che non sanno cosa gli succederà. Per le famiglie che vivono nel tratto terminale di Via Altinia, a Praello di Dese, ogni giorno potrebbe essere quello in cui sapranno se le loro case resteranno in piedi o verranno abbattute per far posto ai binari che dovrebbero arrivare all'aeroporto nel 2024. Stai sempre con quest'ansia, sì, vado via, vengono, passano, sì, non vivi tanto bene, ecco. Non sappiamo chi verrà espropriato, cosa ci espropieranno, che case andranno abbattute. C'è gente che si preoccupa, insomma, c'è mia zia qua che ha 70 anni, non sa, ci sono voci che va via, che gli buttano via la casa, non sa dove andare, insomma, è un po' preoccupata. Io vorrei stare qua perché abituata con mio orto, con i miei polli, insomma, mi dispiacerebbe dove vado. Sì, insomma, un'età, insomma, 73 anni. Mi dovrei toccarmi, ma così mi fa la ferrovia, a terra non va niente, no. No. Chi gli vendo dopo? La ferrovia è stato che vendo. Il timore dei residenti è che manchi il tempo per discutere il progetto e ottenere tramite la mediazione del comune una serie di compensazioni e mitigazioni che rendano l'opera meno impattante. Forse il sindaco potrebbe darvi una mano? Non vedo quante manchi te dà, sua testa te dà e man. Meno che ne vedo uno politico che si allarma per date una mano. Così ora votare se tutti bravi e tutti bei. E vota per me, te vedrà che dopo te sistemiamo altri. A fianco dei cittadini si schierano i consiglieri PD Monica Sambo e Alessandro Baglioni, che invitano l'amministrazione a una discussione pubblica. A seguito di un accesso agli atti sono a conoscenza che le carte in comune ci sono, non ovviamente il progetto definitivo, ma alcune bozze sono presenti in comune. Quindi abbiamo anzi già chiesto con un'interpellanza, di poter confrontarci insieme alla cittadinanza per capire quali siano le migliori soluzioni. È una zona abbastanza dimenticata dal comune e dalle amministrazioni, è il momento di rimediare e veramente di dare ascolto e cercare di fare tutto quello che si può fare perché questo progetto, che è voluto anche dalla popolazione locale, sia fatto nel migliore dei modi. Il governo esca dal silenzio e prende in mano la situazione per garantire il completamento del Mose. È l'appello del deputato PD Nicola Pellicani dopo il nuovo scandalo legato alle cerniere.
Restano meno di 10 anni di vita alle cerniere del Mose, secondo la relazione del Registro Navale Italiano, massima autorità nazionale in materia di sicurezza marittima. In un rapporto datato 28 settembre, seguito a una serie di sopralluoghi richiesti dal Provveditorato alle opere pubbliche, gli esperti sostengono che la durata di alcuni componenti non supererebbe i 15 anni, secondo il progetto iniziale doveva essere più di un secolo. Partirà quindi l'ennesimo contenzioso con le aziende, che farà slittare ulteriormente i tempi di completamento della tormentata opera pubblica. Una situazione critica che richiede un intervento forte del governo, secondo il deputato PD Nicola Pellicani, che punta il dito contro il silenzio di Palazzo Chigi sul futuro delle dighe mobili. Venezia, dopo aver subito ed è stata umiliata dallo scandalo del Mose nel 2014, adesso che subisce una pressione turistica ingovernata, non vorrei che si aggiungesse anche l'incompiuta del Mose. Non possiamo permettercelo, quindi il governo deve intervenire al più presto. Questa delle cerniere è solo l'ultimo capitolo di un processo che ha portato alla paralisi completa. Ci sono i cantieri fermi da un anno, bisogna intervenire al più presto. Grave episodio di razzismo in Laguna, quello denunciato da una giovane di Spinea. Mi guarda e fa: ah, ma sei nera? Io guardi e faccio: guardi, a quanto pare sì. Ah no, scusami, non è cattiveria, però io non voglio persone di colore nel mio ristorante perché sai, potrebbe far schifo ai miei clienti, potrebbe far schifo che tu tocchi i loro piatti, sinceramente non va tanto niente a me, quindi a posto così, grazie mille, ciao, prendi e se ne va. Basita. L'allucinante esperienza è stata raccontata su Facebook da Giudice Romanello, ventenne di Spinea di origini cubane. Si era presentata all'appuntamento a Venezia in zona Ponte delle Guglie, senza conoscere il nome del ristorante per cui avrebbe voluto lavorare né del suo titolare. Cioè almeno per datore di lavoro dico, fai finta, nel senso, guardi il mio curriculum, dici guarda, sai proprio l'inglese, studi, non so quando fate lavorare, inventati, ma non sta a dirmi no per il colore della pelle, perché vecchio mio siamo nel XXI secolo, dovreste vergognarti, fai schifo. Un episodio di assurdo razzismo che l'ha lasciata profondamente amareggiata, per questo ha deciso di renderlo pubblico, nonostante i consigli degli amici che la invitavano a lasciar perdere. Poi scusatemi, non siamo nell'apartheid, nel senso, se fosse nell'apartheid dico vabbè, funziona così, non siamo nel 2018, quasi 2019, e c'è ancora sta lotta tra nero e bianco, tra persone di colore e persone bianche, c'è una cosa che fa schifo. E io questo episodio l'ho voluto raccontare non per fare la vittima, non per mettermi al centro di attenzione, non per le visualizzazioni, io voglio far riflettere. Mi sono scusato a nome dell'Associazione Veneziana Albergatori AVA, anche se l'hotel non è nostro iscritto. È la nota di Claudio Scarpa, direttore AVA, in merito proprio alla vicenda della giovane che avete appena sentito. Scarpa che poi continua dicendo: auspico un codice di comportamento per i dipendenti degli hotel che comprende il divieto di pubblicare sui social post discriminatori in tema religioso, di tendenze sessuali e di opinioni politiche. Il presidente Vittorio Bonaccini mi ha dato disposizione di scrivere una lettera di scusa alla comunità ebraica di Venezia. Le scuse al governo israeliano le presenterò personalmente all'ambasciatore Ofer Sack il 23 ottobre, visto che in tale data saremo a cena insieme. E sta facendo discutere a livello nazionale la mozione approvata dal Consiglio Comunale di Verona a favore della vita e di fatto contro l'aborto. La 194 è una legge dello Stato, ma abbiamo un problema di denatalità e le donne che vogliono portare a termine la gravidanza vanno aiutate. Così l'assessore regionale Elena Donazzan. Sentiamo. Non solo i vertici del PD. Sono numerosissimi, soprattutto sul web, i militanti indignati che chiedono le dimissioni dal partito della capogruppo veronese Carla Padovani, rea di aver votato con la maggioranza leghista una mozione che dichiarava la città scaligera a favore della vita, impegnandosi a sostenere associazioni contrarie all'aborto. Al suo fianco si schiera invece l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan, che invoca il primato della coscienza sugli ordini di scuderia. Ha fatto bene, la rispetto, e ogni politico dovrebbe votare secondo coscienza e non secondo discipline di partito, peraltro partiti che oramai sono superati dalla sensibilità dei cittadini, che non riconoscono più gli schemi rigidi. E quindi io sono a fianco di quella donna che in maniera coraggiosa ha votato secondo coscienza. L'amministrazione comunale veronese ha messo in campo un'iniziativa lodevole, sostiene Donazzan, che non mette in discussione né la libertà di scelta né la legge vigente.
La legge del 194 è una legge dello Stato, bene, ma abbiamo un problema di denatalità in Italia e forse dobbiamo aiutare le donne a portare a termine la gravidanza e non solo a favorire l'interruzione. La cronaca: una borseggiatrice 23enne è stata arrestata dai carabinieri per aver derubato un turista tedesco a Venezia. Ieri pomeriggio un industriale tedesco in vacanza stava passeggiando in Calle delle Frezzerie a Venezia quando ha sentito un leggero tocco sul suo zaino. Si è girato e ha sorpreso la borseggiatrice che gli aveva già rubato il portafogli contenente oltre 300 euro, 10 carte di credito e documenti di identità. A quel punto è riuscito ad afferrarla per un braccio e ha chiamato i carabinieri, che una volta giunti sul posto l'hanno arrestata. Si tratta di una 23enne nata a Roma ma di origine bosniaca. Questa mattina la borseggiatrice pluripregiudicata è comparsa davanti al giudice per la convalida dell'arresto e la direttissima. Sono stati disposti i domiciliari presso il campo nomadi di Milano in cui risiede. Il leoncino di piazzetta San Marco è tornato come nuovo in tempi record. L'assessore comunale al turismo dice non è stato solo uno sfregio alla città ma al mondo intero. Completati in tempi record i lavori iniziati giovedì pomeriggio per ripristinare il leoncino di piazzetta San Marco imbrattato con la vernice rossa da 4 studenti universitari. Per il recupero della scultura, realizzata nel 1722 da Bonazza in marmo rosso di Cottanello, San Marco Group, leader nel settore delle pitture e vernici, ha messo a disposizione un gel formulato per rimuovere gli imbrattamenti di smalto e vernice. È un prodotto idrosolubile che crea una barriera superficiale per proteggere i supporti, riducendo così l'assorbimento d'acqua e dello sporco senza alterarne la traspirabilità e facilitando l'asportazione di successive scritte mediante la pulizia con acqua calda, sempre sperando che non accada più. A tempo record, diciamo che come sono stati individuati gli autori, abbiamo anche provveduto, grazie all'impegno di un'impresa, a tempi record di restaurare questo scempio, questo sfregio fatto alla città, ma che non è fatto alla città solo, ma è fatto a tutto il mondo, perché Venezia appartiene al mondo, è una città importante nel mondo. 3 dei 4 studenti si sono scusati con l'amministrazione, rendendosi disponibili in qualche modo a riparare il danno, anche facendo lavori di pubblica utilità a titolo gratuito. Ma secondo l'assessore Marra questo non è sufficiente. Chi fa male a Venezia fa male a tutto il mondo e credo che l'educazione civica sia un principio fondante e per questo il sindaco ha fatto anche un appello ai genitori, perché facciamo in modo che i nostri figli possano sapere quello che è giusto e quello che non è giusto. Non si può dire che sono bravate, bisogna sapere che qualsiasi sfregio fatto al patrimonio culturale è uno sfregio fatto a noi stessi. Nei giorni scorsi è stata al centro di forti polemiche a Venezia la vicenda delle ronde organizzate dall'organizzazione neofascista Forza Nuova su alcuni bus del capoluogo veneto. Vogliamo sapere dal governo quali iniziative abbia assunto il Viminale per impedire altre manifestazioni di questo genere che si pongono al di fuori di qualsiasi norma di legge e rischiano di rappresentare un pericolo per la collettività. È quanto si legge nell'interrogazione dei deputati di Liberi e Uguali, primo firmatario Nicola Frattoianni, che è stata presentata in Parlamento. Adesso torniamo a parlare del divieto dei monopattini a Venezia e lo facciamo con l'esperto in tradizioni Sandro Brandolisio, che commenta: non togliamo anche questo ai bambini. Continua a tenere banco la questione dell'utilizzo del monopattino a Venezia solo in determinati orari della giornata e quindi del divieto anche per i bambini che vanno a scuola, perché ad esempio non si possono usare nell'orario prescolastico. Una volta, racconta l'esperto in tradizioni, era molto diverso. Che c'era? Esconte, che c'era il tacco, che c'era le figurine, che c'era il massepindo, che c'era i pomi marsi, pomiduri o pei marsi, pei duri, a seconda di come che ti vuoi chiamarlo, che c'era mosca cecca, che c'era 1500 giochi che impegnava, il campanon per femmine, che impegnava sti putei che non solo si scaricava i nervi dopo e a scuola, imparava, veramente imparava a diventare grandi,
Non togliamo anche questo alle nuove generazioni, è l'appello di Brandolisi al comune. 10 giorni fa sono stato a Venezia, ho visto tutti quanti i campi, e era il pomeriggio, tutti i campi vuoti fuorché uno. Campo San Giacomo d'Alorio che già pieno di putei che si divertiva a matti, che già qui che giocava il baon puteti da quanto? A 6 anni, 7 anni che giocava il baon con i turisti o anche come me e qui che erano in compagnia che c'erano che si fermavamo finché faceva il tiro, quindi già anche una roba bella da vedere sti fioi che non stiamo proibire a questo. Ormai Venezia, ragazzi, sarà dei turisti, perché ormai sarà i turisti, ma che sia ancora un po' che veneziani, che sia ancora un po' che putei. Comune e Venezia prendete la decisione, o ciapè sti veneziani e i buttè tu cur fuori a porta e dopo se ne Venezia quei caene che avvergè sono i turisti, oppure se vivere chi pochi veneziani che sei gli unici che ti ancora avanti e tradizione. Ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta perché dopo il virus che l'anno scorso ha colpito anche i veneti in modo particolarmente aggressivo, la regione si attrezza per far fronte all'influenza in arrivo. 900.000 dosi di vaccino acquistate, circa 100.000 in più dell'anno scorso e un siero quadrivalente in grado cioè di coprire più ceppi del virus che colpirà tra non più di un paio di mesi i veneti. La regione si prepara all'immancabile arrivo dell'influenza che l'anno scorso fu particolarmente pesante, oltre 300.000 i malati. E sulla scorta di quell'esperienza che spingerà molti più cittadini a vaccinarsi, ecco che Regione e ULSS si attrezzano a fare i conti con il nuovo virus. Senza allarmismi, rassicurano dall'azienda sanitaria trevigiana. In ogni caso noi sappiamo che l'influenza di anno in anno è costituita da dei ceppi virali che mutano, per cui i vaccini devono essere ovviamente modificati anno dopo anno. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare quello che abbiamo fatto ogni anno, e cioè vaccinare le persone a rischio, cioè le persone con età superiore ai 65 anni e tutte le persone con patologie croniche che sono più suscettibili rispetto ad altri di ammalare. Così da evitare complicazioni e ricoveri, il picco dell'influenza è previsto per metà dicembre, inizio gennaio, quindi il periodo migliore per vaccinarsi è entro la fine di novembre. Anche quest'anno noi stiamo predisponendo la campagna vaccinale come ogni anno, e per la quale noi consigliamo tutte le categorie a rischio di cui parlavo prima di effettuare la vaccinazione. Nell'ambito delle iniziative di Ottobre Rosa, questa mattina a Mestre si è svolto un interessante workshop con l'obiettivo di dare soluzioni per valorizzare le competenze femminili nel territorio. Noi stiamo cercando di riuscire a mettere sul tavolo qualsiasi tipo di attività che leghi la città a tutto quello che è la situazione femminile o meglio, a tutto quello che è la professionalità che anche noi donne possiamo dare. Con questo obiettivo è stato dato vita ad un workshop organizzato dalla Fondazione Bellisario nel municipio di Mestre per discutere di rigenerazione urbana in un'ottica femminile. 3. I tavoli di lavoro per discutere di welfare, riqualificazione e socialità, in cui i partecipanti hanno pensato a proposte concrete, nell'ambito delle numerose iniziative dell'Ottobre Rosa. Per permettere la presenza femminile anche in ambiti di rilievo nelle imprese bisogna darle un supporto nella città, quindi in una città che ha una struttura urbana di aiuto, tant'è che abbiamo un tavolo di lavoro sulla riqualificazione con presenza anche l'azienda di trasporti di Mestre e tanti player per capire come dare aiuto ad una donna che deve muoversi in città. Poi c'è il tavolo anche della socialità per capire anche il quartiere, il supporto negli orari di una donna che si deve muovere e che magari deve prendere i figli e ha dei tempi sempre organizzati. Siamo allo sport, basket, la stagione ricomincia domani, al Palasport Taliercio contro Fiat Torino. Il coach De Raffaele dice: siamo pronti ma affrontiamo una squadra molto determinata.
una nuova stagione, una nuova avventura, e come tutti gli inizi di stagione c'è molto desiderio da parte nostra di vedere, e soprattutto c'è molto desiderio anche di accettare queste sfide, perché comunque iniziamo già con tante sfide importanti, e devo dire che c'è anche emozione, perché comunque è un inizio di una nuova stagione con una squadra che comunque ha cambiato, che in questo prestagione ne ha viste di tutti i colori, quindi c'è anche l'emozione poi per forse la prima volta che giochiamo una prima di campionato in casa. Si riparte domenica al Palasport a Liercio alle 18:15 contro Fiat Torino. Una squadra che ha già fatto vedere nelle loro 3 partite ufficiali, 2 di Supercoppa e una di Eurocup, di essere una squadra solida, una squadra molto atletica, che fa dell'atletismo, della corsa e della presenza fisica una delle proprie armi, allenata da naturalmente un personaggio che non scopro io, molto ambiziosa, una di quelle squadre che potrà assolutamente recitare un ruolo da protagonista sia in campionato che in Coppa, e quindi una squadra da prendere da rispettare, e che dobbiamo affrontare però con le armi che abbiamo in questo momento. In campo ritroveremo parte della vecchia squadra orogranata e i nuovi acquisti che abbiamo conosciuto al termine dell'estate, tra cui Valerio Mazzolla, che sul parquet del Palasport a Liercio incontrerà una vecchia conoscenza. Sarà emozionante perché comunque il primo esordio con una nuova maglia ha sempre il suo fascino, e in più rivedere la squadra dove hai passato 2 anni belli e vittoriosi ti dà quell'emozione in più, quindi è il nostro lavoro, viviamo per le emozioni. Prima di chiudere dobbiamo fare una precisazione in merito alle dichiarazioni che abbiamo letto in precedenza rilasciate da Claudio Scarpa, direttore AVA. Non facevano riferimento alla vicenda della giovane di colore Judith che aveva visto rifiutato un posto di lavoro come cameriera perché appunto con la pelle scura, ma bensì alla vicenda della dipendente di un hotel che aveva su Facebook espresso delle frasi dichiaratamente antisemite. In particolare la donna aveva scritto: dopo 2 Pasque ebraiche fosse per me riaprirei i campi. Ecco spiegato la dichiarazione appunto del presidente Scarpa, del direttore di AVA Scarpa, scusate, che ha detto che porgerà le sue scuse anche alla comunità islamica il prossimo 23 ottobre. Domani sera alle 21:40 andrà in onda su Antenna 3 lo speciale dedicato al Vajont, una nostra produzione che ripercorre il dramma costato la vita a quasi 2000 persone la notte del 9 ottobre 1963. Interviste, voci e ricordi nel dolore dei sopravvissuti. Appuntamento dunque domani sera alle 21:40 su Antenna 3. È davvero tutto con le notizie da Venezia e provincia, ci fermiamo qui, ora previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e buon sabato a tutti. Ben ritrovati al meteo. Non cambia il tempo sulle nostre regioni, ci attende una domenica piuttosto instabile. Nel dettaglio sul Veneto avremo molte nubi sin dal mattino, con piogge e temporali diffusi un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche schiarita in più a partire dalle province meridionali, entro la serata fenomeni in cessazione su tutto il territorio regionale. Temperature minime tra 14 e 17 gradi, massime comprese invece tra 19 e 23 gradi circa. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, anche sulla nostra regione dominerà il maltempo. Il cielo sarà molto nuvoloso con fenomeni temporaleschi piuttosto frequenti, specie nella prima parte della giornata. Poi, col passare delle ore, qualche schiarita soleggiata in più. Temperature minime tra 15 e 16 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 18 e 19 gradi circa. Vediamo infine la situazione meteorologica del Trentino Alto Adige. Non cambia di molto la previsione, molte nubi sin dal mattino con piogge a macchia di leopardo possibili un po' su tutti i settori, alternati a qualche pausa più asciutta e anche soleggiata. Migliorerà ovunque entro la nottata. Temperature minime sui 14 gradi, massime comprese invece tra 21 e 23 gradi.
Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.